purtroppo non siamo liberi nemmeno di stare in casa nostra. Ci hanno portato a un livello ormai qua. Hanno venduto gli italiani. Il governo ha venduto gli italiani. Non c'è niente da fare. È l'amaro sfogo di Franco Battaglia, il marito della vittima aggredita e rapinata proprio sul cancello di casa. La rabbia e la paura per quello che è accaduto e per il pericolo che ha corso la moglie lo hanno mandato su tutte le furie. La rabbia. Tanto, meno male che ne sono arrivato io, perché a quest'ora sarei in galera. A quest'ora sarei in galera io, se arrivavo io. Carabinieri in congedo, ha lavorato una vita per servire il proprio paese, per difendere i cittadini ed ora si trova impotente di fronte ad un'aggressione tanto assurda. Gli hanno strappato la collanina. Rollana è più dato una bella spinta in terra, che lei è fragile come è, ripeto, 38 kg, è in chemioterapia da 1 anno e mezzo e ne ha subito un po' le conseguenze perché si è fatto male a un ginocchio, volevo portarla al pronto soccorso e non ha voluto. Comunque qui veramente siamo in uno squallore ormai, purtroppo non siamo liberi nemmeno di stare in casa nostra. Ora ci dice: ho paura di lasciare mia moglie a casa da sola, di solito escono quasi sempre insieme, questa mattina ha scelto di andare a fare la spesa col nipotino, mai avrebbe pensato di trovare Paola in lacrime, a terra, indifesa. Quando a Treviso purtroppo è finita la pace, qui a Treviso è finita la pace, che i governanti si mettono in testa di tutelarci, perché altrimenti ci tuteleremo da soli, saremo costretti.